Allora si torna subito live perché non c'è un attimo di sosta e soprattutto c'è da raccontare un'altra partita, la finale terzo e quarto posto del tabellone riservato agli allievi under 17 del Memorial Carmelo Bongiorno. Di fronte Gonzaga e Academy Panormus, le perdenti alle due semifinali, anche se comunque hanno dimostrato di sapersi affrontare a viso aperto contro squadre più dotate in un certo senso, anche se il Gonzaga è stato sfortunato nella lotteria dei calci di rigore che abbiamo appena visto contro il Team Calcio che se la vedrà per il titolo contro la Panormus. Allora andiamo a vedere questa finalina, questi 50 minuti che poi ci proietteranno alla finalissima, anche se è tutta da gustare la partita. Intanto Cannella prova subito a rimettersi in ritmo, conclusione Mancina sopra la traversa, dimostra di aver superato comunque anche il problema, o meglio di aver superato quella che è stata la delusione per il rigore sbagliato decisivo ai fini del risultato finale. Facciamoci vedere Giova. Ciccio 1. Veloce Giova. Tanto gestisce palla sulla sinistra a breve anche con le formazioni delle due squadre. Intanto Tusa per l'Academy la fa scorrere Zito, poi serie di finte per Vassallo, ancora Zito, e prova adesso la ripartenza con Job, fermato però. Bravo Sorre, bravo Sorre. Accorcia qua, Castro, non lo lasciare, Castro, accorcia, Fiore. Più basta. Sali Giova, Fede sali. Dentro l'area Giova. Qui la giocata sulla sinistra di Lenzi che resiste ad una carica, ancora Lenzi fermato, l'arbitro fischia perché non si concretizza il vantaggio e allora punizione. Sali Giulio, sali. Giova, rimani Giova. Rimani dietro Giova. Allora la punizione. Sali Pizzo. Giovanni, Giova, abbassati. Sale anche Pizzo per cercare di andarsi a prendere questo calcio di punizione. Due in barriera sono Bazza e Loreto, pallone che spiove, l'uscita di Arduino. C'è la corsa, c'è la palla recuperata da Vassallo che però sbaglia, allora attenzione a Cannella sterza, occhio a questa conclusione, il salvataggio in calcio d'angolo di Di Caccamo, seconda palla gol in 3 minuti per il Gonzaga. E Loreto dalla bandierina. La palla che spiove, secondo palo, stacca Fontana, pallone che rimane lì, doppia deviazione, calcio di rigore. Calcio di rigore, punito l'intervento a braccio probabilmente largo di Pizzo. E allora opportunità dagli 11 metri subito per il Gonzaga, proprio quel dischetto maledetto per la squadra di Inzerillo. Vedremo se ci sarà una rivincita. Dai 11 metri va Bazza a calciare. Parte Bazza, è partito con tanto anticipo di Caccamo sul tuffo. E allora vantaggio Gonzaga al 4° minuto, gol di Bazza.
Riprende il gioco qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Ricordo, per chi si fosse appena messo in visione, è iniziata da quasi 5 minuti la finale terzo e quarto posto del tabellone allievi under 17 della seconda edizione del Memorial dedicato a Carmelo Buongiorno. In campo Gonzaga Academy Panormus, in gol il Gonzaga con il calcio di rigore di Bazza, mentre c'è il fischio e il fallo ai danni di Camarà, fallo di Tusa. Pallone giocato, però è da ripetere la punizione. Allora, pallone allargato sulla destra. Poi Cannella prova a lottare, viene fermato. E allora Lenzi, c'è spazio per la ripartenza dell'Academy. Lenzi prova a dribblare ma viene fermato. Attenzione alla ripartenza, Cannella anticipato. La tiene in campo Di Caccamo, che potrebbe tranquillamente giocarla con le mani, anche perché non è un retropassaggio quello del suo compagno. Passallo. Tusa. La smista su Scramuzza. Poi la corsa sulla sinistra subito fermata, allora prova a ripartire. Attenzione qui a Bazza che si autolancia, fermato dall'intervento di Pizzo. E palla che finisce la sua corsa in calcio d'angolo. Partito decisamente meglio il Gonzaga. Ovviamente il fatto di essere già caldo dalla partita precedente sta dando dei frutti. Qui intanto Loreto fermato da Tusa, altro corner per la squadra in maglia verde. Ricordo naturalmente, dopo questa partita e dopo la finalissima tra Panormus e Team Calcio, la premiazione in diretta, in questo caso sulla pagina, mentre Di Caccamo esce male. Si riparte dal fondo, dicevo, la premiazione con tutte e 4 le formazioni impegnate oggi che riceveranno la coppa e le medaglie. Premio anche per il miglior giocatore del torneo, per il miglior portiere, il miglior cannoniere, il capocannoniere e poi il premio fair play. Tutto naturalmente nel ricordo, nella memoria di un grande personaggio che ha fatto cose straordinarie nel calcio giovanile siciliano e anche a livello nazionale. Intanto la palla col fuorigioco, fischiata a Sorrentino. La battuta lunga di Di Caccamo a cercare la corsa di Scalisi, che va a lottare con l'intero pacchetto difensivo della Gonzaga. Poi l'entrata di Di Filippo. Loreto, apertura a destra. Borsellino, anzi no, si tratta di Borsellino che sta sovrapponendo. Loreto resiste, poi prova a passare in mezzo a 2. Il fallo da parte di Tusa. Punizione Gonzaga che, ripeto, sta interpretando molto meglio i primi minuti di partita. Attacca la porta, attacca la porta. Aspetta, fa la parte. Tienila bassa. C'è la punizione per il Gonzaga con la battuta.
da parte di Loreto, facile per Di Caccamo. Un po' più alto, aspetta, Paolo! Di Caccamo fa salire i compagni, poi va per la battuta lunga, non riesce ad intervenire Scalisi, palla in fallo laterale. La giocata di Zito in verticale subito per la corsa di Vassallo che entra in area, viene fermato però e palla in fallo laterale. Qui serie di rimpalli, ne esce vincitore Loreto che prova a liberarsi della sfera, pallone allontanato, Bazza non riesce a gestirlo, arriva Cannella fermato da Pizzo che poi si allunga per giocarla ai compagni, nello specifico a Di Simone, poi l'anticipo di Camarà. Borsellino la gira verso Job che prova a correre dall'altra parte, tutto solo Sorrentino, Job resiste ad un intervento, poi prova a passare, lo ferma Pizzo, poi alla fine la meglio Di Simone. Lancio lungo e in netto fuori gioco Scalisi. Dai. Solo sei, Gabriele. Lungolina ce l'hai perché bravo. Alla lunga per Sorrentino che può correre subito in verticale per Job. Ingresso in area di Job, un occhio in mezzo, c'è Cannella che calcia, blocca Di Caccamo. E questa era una buona occasione. Che cazzo? Dai, occhio Castro alle spalle. Oh, il 10 è libero, Bazza! Qui il velo un po' sufficiente, tentato da Coppola. Poi gira palla ancora l'Academy Panormus con Tusa. Poi Bazza riesce a intervenire sul pallone. Sorrentino ancora per l'autore del gol che ha sbloccato la gara. Job, tocco ancora per Sorrentino. Sorrentino cerca di liberarsi, la perde e allora esce Scramuzza. Poi non la tiene Coppola e Bazza la gioca larga sulla destra dove c'è Borsellino. Un occhio e mezzo, la palla fiondata per Job, l'intervento di testa di Pizzo. Poi ha spazio per ripartire l'Academy. Zito. Poi Camarà, bravissimo su tentativo di Scalisi che va a pressare anche il portiere. Alla fine però Camarà. Palla in verticale. Non hai pressione, nessuno che viene, tranquillo. Linea vice. Battuta lunga di Caccamo, cercato ancora Scalisi che parte però con un istante di ritardo. Fontana la può giocare con semplicità. Bazza accelera, poi il tocco per Sorrentino, scivolata decisa ma regolare. Arbitro, è la seconda, signore. Dobbiamo fare male. Dai, vabbè. Vassallo però a passare in mezzo al treno non ci riesce, poi recupera sul Loreto e cerca di far partire dall'altra parte Lenzi. Lenzi corre ma Camarà corre di più. Intanto la palla calciata verso la porta e calcio d'angolo sul tentativo da parte di Di Simone. Rimani Giova, rimani dietro. È tuo Matti, no campo già. È scarso tu. Giova, dietro, attacco di lui. A passo di Giova, Ancora. C'è calcio d'angolo per l'Academy, primo palo in qualche modo l'uscita, poi Borsellino di testa sui piedi di Pizzo e poi l'uscita. Veloce dietro, Pizzo, veloce dietro. Parte Borsellino, palla al piede. Siamo al quarto d'ora del primo tempo, sempre 1-0 per il Gonzaga, decide il calcio di rigore dopo 4 minuti
di Bazza. Job parte sul filo del fuorigioco. Eccolo Bazza. Apertura per Sorrentino che può andare in 1 contro 1. Sorrentino d'esterno, il cross arriva sul secondo palo. Cannella, bellissima azione qui del Gonzaga che raddoppia con Cannella. E dunque 2-0 Gonzaga al quarto d'ora. Academy fin qui quasi non pervenuto. Ha avuto un tentativo, un'occasione prima con Di Simone, ma comunque con un tiro da fuori si sta facendo preferire la squadra di Inzerillo. Adesso però calcio di punizione per l'Academy con Sito. Fede, abbassati un poco, abbassati un po'. Prendiamo l'uomo, Castro lo porto fuori, Pallone messo in mezzo, l'uscita senza grossi problemi del portiere. Loreto finta il cambio gioco, poi rimane sulla sua corsia, alla fine recupera Di Simone. Passallo alla Pertusa, intercettato il suo passaggio, recupera Cannella. Cannella può correre e al limite cerca la conclusione ribattuta, c'è Job che decide di allargarla. Sorrentino, corpo all'indietro, palla alle stelle. Gira palla all'Academy, non senza difficoltà, infatti Job recupera, prova ancora a passare dal centro. Sempre molto intraprendente, anche altruista il numero 18 del Gonzaga, e qui recupera palla con Loreto, dribbling fermato, poi Bazza alimenta l'azione, apertura su Sorrentino. Sorrentino prova a entrare in area, bravo qui Di Filippo a recuperare, anche a uscire su Bazza, poi lo scarico che non riesce, allora Bazza recupera. Sorrentino, posizione regolare, ancora Sorrentino, ingresso in area, lo scorta Tusa. Per passaggio intercettato, ancora al recupero il Gonzaga, conclusione e parata di Di Caccamo. Battuta lunga, Lenzi controlla a seguire, Camarà sempre sulle sue piste, non gli concede un metro di spazio. Ancora Lenzi, cerca il numero, non gli riesce, poi Di Filippo, il contrasto, tutto regolare. E allora Sorrentino può correre, un 3 contro 3, la palla in verticale per Cannella, serie di finte, Cannella, sinistro, Di Caccamo. Calcio d'angolo, vicino al 3-0, il Gonzaga.
La battuta del calcio d'angolo di Caccamo ancora male in uscita. Con la palla calciata in avanti, prova ad arrivare Lenzi, ma Camarà in netto anticipo. Passaggio non perfetto, in qualche modo salvata la palla, no. Di Filippo. Lenzi, ancora Camarà. Poi Bazza, fermato. Camarà, allarga, palla per Loreto. Gioca bene il Gonzaga con Loreto che spinge a destra. Apri tutta, Loreto! Cambia gioco! C'è l'avanzata ancora sulla destra con il tocco centrale. Bazza non riesce il controllo. Lenzi questa volta riesce ad anticipare Camarà e a servire Vassallo. Poi spalle alla porta Scalisi contro Fontana. Tutto regolare. La palla esce, rimessa per il Gonzaga. Meno di 5 all'intervallo di questa finalina, terzo e quarto posto. Gonzaga avanti con pieno merito. C'è! Ciccio! C'è! Ciccio! C'è! Gioco dietro! Intanto Lenzi questa volta scatta in posizione regolare prima di Camarà. 1 contro 1, uno sguardo al centro e Camarà che scorta l'uscita del suo portiere. Devo seguire prima. Ce l'ha laterale, veloce, ce l'ha laterale. Occhio qua, Fede. Occhio al centro, Fede. Accompagni, rimani là, Loreto. Palla lunga a cercare Job, l'anticipo da parte di Scramuzza, poi di Filippo. Vassallo. Vassallo col dribbling, rientra Sorrentino, Vassallo riesce a resistere. Di Filippo, fallo di Bazza. Oh, Ciccio! Giovanni! Vai dentro l'aria, Giova, vai dentro l'aria, Giova, vai dentro l'aria, vai. Giovanni, Giova. Basta. C'è la punizione per l'Academy, pallone che spiove in mezzo, l'uscita ottima da parte del portiere. Job rientra, cerca compagni da servire, trova Sorrentino. Cambio gioco con deviazione, pallone che arriva in qualche modo al limite dell'area. Di Filippo addosso a Bazza che lo pressa, gli porta via il pallone. Bravissimo qui Bazza in pressing, tocco indietro per il tiro di Loreto, alto. Il giocatore del Gonzaga a terra, a quanto pare sarà calcio d'angolo. Andrà Sorrentino. Battuta primo palo, arriva Job, poi la palla rimane lì. Si continua a giocare, prova ad intervenire Fontana, poi spiazzato Bazza, allora prova a uscire palla al piede, ma non riesce ad uscire palla al piede. L'Academy Panormus è entrata di Filippo, giallo per lui. Torre! Arbitro, l'hai voluto tu però! Siamo in ritardo, non siamo sul campo, mi provo te qua, dico, non andaria a
La punizione dunque quasi allo scadere del 25esimo. Ricomincia da dietro Loreto. Palla recuperata da Vassallo, poi Scalisi, poi Loreto, calcia fuori. Loreto, la palla indietro. La battuta a cercare Sorrentino, il tocco di prima per Job, può correre Job, inseguito, sterzata e chiusura da parte di Pizzo. E l'angolo, ancora Sorrentino, questa volta secondo palo, cercata la sforbiciata e finisce il primo tempo 2-0 Gonzaga in controllo, la squadra di Inzerillo in gol sul rigore con Bazza e poi con Cannella. Loreto, lo lasci stare.
Pronti per il secondo tempo di Gonzaga Academy Panormus, ultimi 25 minuti del 2023, tra l'altro in campo per questi ragazzi. Si parte. Ricordo a seguire dopo questa partita, quindi orientativamente intorno alle 12:40, 35:40 in campo Panormus e Team Calcio per la finalissima, per l'ultima partita di questa seconda edizione del Memorial Carmelo Bongiorno. Noi di Sportici vi abbiamo tenuto compagnia per tutta la durata delle fasi finali dei giovanissimi Under 15, vinta dal Palermo in finale sul terzo tempo. E ora scopriremo tra questa gara e quella che si giocherà a seguire come si comporrà il podio della categoria allievi. Calcio di punizione battuto dal Gonzaga. Porta la Fede, a passo di 2 tuo Fede. E quella palla non giocata bene. Un po' di più. Ce l'hai Ossa, ce l'hai Ossa. Cangemi, la palla giocata in avanti, poi Baudo per la corsa di Scalisi, anticipato dal portiere. Per Cangemi, per Cancemi, lungo linea Lenzi. Nella terra di nessuno questo passaggio, allora corre Cannella, corre anche Job che però è fuori gioco, allora Cannella va da solo, salta un avversario, Cannella prova ad evitare anche Turci, ingresso in area Cannella, uno sguardo in mezzo, Job! 3-0 Gonzaga, contropiede perfetto, ma qui Cannella si è mangiato tutto il campo e poi ha servito un cioccolatino da scartare per Job, che finisce nel tabellino dei marcatori. 3-0 Gonzaga. Piazza Manu, uno sulla palla, non 3, uno sulla palla. Sali Titi, Adri. Occhio dietro Paolo. Si riparte con l'Academy Panormus trafitta subito dal gol segnato da Job. Hanno palleggiato, uno, Paolo, vedi sotto, Baudo. La palla per la corsa di Rinella, appena entrato in campo dopo l'intervallo. Tanto si sta preparando la Panormus, a breve si preparerà anche il Team Calcio. Finalissima tutta da gustare tra una squadra come la Panormus, che ha dimostrato di avere tante qualità individuali, oltre ad avere un gioco abbastanza corale, molto ben congegnato da mister Salvolo Giudice, oggi assente causa malanni di stagione. Al suo posto in panchina c'è il suo fedele assistente Carlo Caracausi. E poi un Team Calcio che ha dimostrato grande solidità, magari qualcosina in meno dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'individualità, però ottima organizzazione, tanta grinta. Tanto arriva il giallo per Loreto. Inizia a far muovere anche qualche elemento della sua panchina mister Inzerillo. Qualche minutino anche per ragazzi come La Torre, come Di Bella, che hanno giocato titolari la semifinale. Zambito. Tanto Turci allarga per Rinella. Rinella, tocco vicino per Cancemi, fuori gioco del numero 14.
Marco, per adesso stretto, se giriamo mi apro. Aspetta, Lu. La palla giocata lungolina per Cannella, grande protagonista di questa finalina. Il gol del 2-0, l'assist per il gol di Job per il 3-0. Adesso la ripartenza di Borsellino. Si muove Job che però è finito in fuorigioco. Borsellino lo serve con un attimo di ritardo. Consente il recupero a Piazza. Colpito l'arbitro che scodellerà in favore della Panormus. Rinella. Tocco ancora per Piazza. Turci. Lancio di Turci, troppo lungo per Baudo che comunque insegue il pallone. Colpo di testa di Job. Poi Borsellino. C'è la palla adesso giocata da Sorrentino per la corsa dell'inesauribile Cannella. Corre Cannella in mezzo a due. Ultimo tocco il suo. Bravo qui Turci a ripiegare. Piazza. Sbaglia. E allora Loreto. Sorrentino. Fermato dall'intervento da parte di Cancemi. Baudo. Serie di finte di Baudo che poi passa dal centro. Cancemi. Verticale subito a Lenzi. Fermato. Subito preso da Camarà che gli concede giusto il primo controllo. Poi letteralmente se lo mangia. Non gli ha fatto toccare una palla. Allora torna a palleggiare. Il Gonzaga con questa palla persa. La perde anche Zito. Allora Borsellino per Job. Fuori gioco. Cancemi. Poi il lancio lungo di Zito a cercare la corsa di Lenzi che porta via la palla all'avversario. Ancora Lenzi. Cancemi, la piazza e trova il bellissimo gol 3-1. Prova a riaprirla l'Academy. Bellissima conclusione da parte di Cancemi. 17 alla fine, 3-1. Ascoltami, palla laterale. Dai. Bravo Ricky, bravo. Dai. Bravo. Aluspa, di palla al portiere non si dà, si mette palla laterale. Vado forte. Si riprende con Cancemi che ha ridato un po' di vitalità alla sua squadra col bellissimo gol del 3-1. E subito palla recuperata, e subito Lenzi che corre sul filo del fuorigioco. Lenzi va a puntare, serie di finte, poi torna indietro, appoggia a Cancemi, cross mancino, colpo di testa di Loreto sui piedi di Cancemi che prova a tirare, spazza Fontana. Turci, Rinella. Palla per Lenzi tra le linee. Cancemi subito in verticale per Cancemi che non arriva. Bravi. Camarà. Cambio gioco rischioso. Baudo pressa, guadagna il fallo laterale. Salvo, girati e gioca. E allora Zito, zona tiro per lui, palleggi un po' troppi. E alla fine riesce a recuperare il Gonzaga che prova a spingersi con Job, inseguito da Turci. Ancora Job, la porta su, Turci rimonta
con le sue lunghe leve alleggerisce per Di Caccamo che rinvia male. Borsellino cerca addirittura di calciare verso la porta, ha visto Di Caccamo fuori dai pali. Cangemi, Zito, Rinelli, Zito, prova a passare dal centro, c'è la sponda di Scalisi che viene raddoppiato, fermato col fallo. Isma, non guardare la palla, guarda per l'avversario. Sali, Otta, sali, Adi. Sali, Ale. Sali, Andi. Occhio, La Matteo. battuta di Zito verso l'area, allontana il solito Camarà. Turci la gioca più lontano che può, più che altro per evitare guai. In ogni caso ripartirà dal fondo il Gonzaga. Ultimi 14, anche qualche secondo in meno al 50esimo. Occhio, Ale. Occhio, dobbiamo uscire forte. Occhio, Otta. Forte, accorcia, Otta. Intanto Loreto innesca i compagni, poi palla lungolinea per Job. Sorrentino, palla di ritorno, Turci. La calcia avanti con deviazione, Loreto controlla, poi servizio ancora in avanti e Gonzaga che prova a gestire, ma è bravo Cangemi a recuperare palla. Fuori gioco, Zito, la chiusura. Qui preso in controtempo Sorrentino, c'è un giocatore della Gonzaga a terra, si tratta di Loreto. Si gioca anche perché il Gonzaga ha recuperato palla, fuori gioco di Job. Si è rialzato intanto Loreto. Fai il terzino qua, veloce, Paolo. Lenzi con il lancio, corre Rinella. Anticipato ancora da Camarà che va fuori anche a prendersi questa. Alzati Fede, vai al posto di Elvis. Adri, prendi il posto di Fede. Bene, Flavio. Vai, Flavio. Esce. Esce Lenzi, torna Vassallo. D'altra parte 3 cambi pronti. Rinella con l'anticipo, prova a passare, lo ferma Borsellino. Poi l'avanzata ancora di gran carriera, tocco sulla corsa per Job che scatta in posizione regolare. Job, uscita di Caccamo regolare. Camarà in sforbiciata. Poi c'è il tentativo da parte di Cangemi che non riesce però a soffiare la palla all'avversario. Altra palla in verticale, tutto regolare di Caccamo. Bravo Isma! Vai, Tim! Cangemi colpisce l'arbitro. Troppo nel vivo dell'azione in questo caso. Era praticamente attaccato alla palla. Zito sulla corsa di Baudo. Camarà taglia fuori e porta via palla. Intanto tocca a Di Bella. Esce Job, autore del 3-0. Otta, parliamo, siamo tutti sulla palla. Bravo Lami! Andiamo tutti sopra la palla, in 4, è precisa tutto in 4. Occhio Ale. Riparte alle retrovie. La Fontana
il Gonzaga, poi recupera palla Baudo che poi perde però il rimpallo e allora spinge subito coinvolto nell'azione Di Bella che ha la meglio su Di Filippo. Poi Sorrentino fa scorrere ma la perde e allora gestisce l'Academy. Zito apre su Rinella, subito prestato a Borsellino che gli porta via palla. Borsellino prova a tenerla in campo, non ce la fa. E Rinella la gioca subito, appoggio a Piazza. In incontro Cancemi. Zito, palla lunga, non ricevibile da Baudo. Gestione palla del Gonzaga con tutta la calma del mondo. 9 alla fine, più eventuale recupero. La corsa di Camara per Borsellino. Borsellino in aria, calcia. Completamente scordinato. Arbitro cambio. Vieni Lore, vieni Lore. Esce Loreto intanto, entra Zambito. 10 a 6, 17. Si può riprendere con Di Caccamo al rinvio. Turci. Baudo. Cambio di passo, poi fiondata, intercettata. Baudo prova a dar fastidio all'avversario. Poi Gonzaga che spreca questa palla. Turci. Cancemi. Piazza. Rinelli. Passaggio sbagliato, interviene proprio Zambito. Cancemi per la corsa sulla destra, riesce Tusa a gestirla. Poi Di Bella. Occhio a questo retropassaggio, in qualche modo Di Caccamo deve intervenire. Rinella, Zito, Rinella, Cancemi, tutto di prima, interviene poi Fontana prima del rinvio che trova Di Bella. Ottima la finta di corpo su Di Filippo, il movimento di Cannella che prova a buttarsi nello spazio. Cannella anticipa Piazza che commette fallo. Giallo per Piazza, è entrato in ritardo, si becca il cartellino. Si prepara anche la torre. Un sacco di gialli stiamo prendendo. C'è la punizione per Sorrentino. C'è il fischio. Sorrentino direttamente in porta. La parata di Di Caccamo. Battuta lunga di Cancemi. Corre Scalisi. La gestione però il portiere del Gonzaga. 5,5. Poi recupero. Camara lungo, colpo di testa di Piazza, poi Sorrentino, contatto regolare con Cancemi, allora Turci, troppo lungo.
Esce Sorrentino che lascia il campo, lascia la fascia. Entra la Torre. Rinelli. Non arriva Scalisi, poi Fontana. Qui cerca l'anticipo ma non gli riesce Di Filippo che deve inseguire Di Bella. Cannella. Non riesce il controllo, Di Bella però recupera, serie di rimpalli, ultimo tocco di Piazza, calcio d'angolo. 4 alla fine più recupero. Giusto far recuperare i cambi, anche se in partita non ce ne sono stati tantissimi. Pallone in mezzo e qui non riesce il tap-in. Altro cambio con l'ingresso di Di Simone. Turci. Chiuso Di Filippo, poi Cangemi. Alla fine la palla recuperata. E allora Di Bella si può involare. Di Bella sterzata su Turci. Palla dentro. Cannella. Controllo. C'è l'intervento. Poi ancora Turci. E alla fine Di Caccamo qui ha sprecato. Qui sicuramente la condizione di punteggio ha fatto sì che il Gonzaga non fosse così cattivo in fase realizzativa. Zito prova a far correre Vassallo. La palla non è precisa. 2,5. Più eventuale recupero alla fine. Intanto il fallo di Cangemi. Dunque punizione, 1 minuto e 40 più recupero. La battuta di testa alla Torre. Colpito male la Torre. E allora Gonzaga che si avvia a chiudere al terzo posto il proprio cammino in questo secondo Memorial Carmelo Bongiorno. Baudo. Interviene il solito Camarà. Zambito. La allarga. Poi Fontana e Camarà costretti a inseguire il pallone. Alla fine scambiano il 5 e il 6. No, a me non mi interessa, parlo se ci No, ma perfetto, poi ci faccio levare. Qui la palla gestita di Filippo, poi Cangemi non riescono a impostare, allora arriva Cannella. Poi la palla verso Di Bella, uscita di Di Caccamo. E allora Rinella, ultimi secondi. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro.
zitto. Lancio per Vassallo, l'anticipo per Vassallo, prova ad arrivare, la palla scende davanti a lui. Sempre Vassallo, serie di finte. Il 14 Paolo. Palla sulla corsa, fuori gioco. Forte Mattia, forte Mattia, forte Giovanni per accelerare e liberare così comincia. Sì, 3 minuti di recupero, se ne sono già andati 40 secondi. Allo. Occhio Matti. Qui fallo. Poi Vassallo va giù. Dietro Gabriele. Giova. Dietro Gabriele. Dietro che scappa. C'è un giocatore della Gonzaga a terra, l'arbitro lo ha visto. Giova. Fatto un pallissimo brutto. Si rialza la torre. Aspettiamo qui sul calcio d'angolo che salutiamo e usciamo, dai. Aspettiamo qui sul calcio d'angolo, sorre. Dai, Michele, oh, dai, Zambito, prendiamo l'uomo, Zambi non è finita, oh. Rinella, palla in mezzo, la fa scorrere Baudo, che però non riesce a intervenire. Rimessa Academy. Dai, prendi l'uomo, Isma. Poi cerca la giocata senza successo di Simone. Esce palla al piede Zambito molto bene, poi non trova i compagni, subentra però Cannella e riparte il Gonzaga. La torre sterza, la perde. Vassallo lungo linea Baudo per la corsa di Di Simone. Fontana non scorta. Mattia, ti dico portalo fuori, non ti dai il fallo. Mattia, dai Mattia! Pallone messo in mezzo, Vassallo prolunga ma non la tiene in campo. E a questo punto su questa giocata dovrebbe chiudersi la finalina. Gonzaga dunque terzo. Riscatta la beffarda uscita in semifinale contro il Team Calcio e lo fa battendo nettamente l'Academy Panormus. Finisce 3-1. E ora è tutto pronto per la finalissima Panormus Team Calcio.